Continuano gli episodi di criminalità ad Agrigento, in pieno centro storico, quanto accaduto il giorno della liberazione, il 25 aprile. Dopo l'operazione Piazza Pulita, il faro è ancora puntato sulle viuzze cittadine, segno di una criminalità che non vuole ancora abbandonare il territorio. È stato infatti accoltellato un nigeriano in pieno centro storico, arrestato in pochi minuti l'autore del tentato omicidio. Si tratta di un connazionale di 28 anni. A comunicarlo i carabinieri di Agrigento, che dopo una fulminea indagine hanno stretto le manette ai polsi di un cittadino straniero di 28 anni con l'accusa di tentato omicidio, denunciandolo a piede libero anche il complice. Il brutale episodio è avvenuto proprio il giorno della festa della liberazione, quando è giunta una telefonata al 112, il comando provinciale dell'Arma, in cui una persona chiedeva a gran voce l'aiuto dei carabinieri in un'abitazione di via Saponara in pieno centro storico. In pochissimi istanti sono giunti sul posto due pattuglie e i carabinieri si sono trovati di fronte a una scena da film: un giovane nigeriano 25enne coperto da sangue e con una vistosa ferita da taglio al braccio destro e una donna che urlava. Scattava subito il sopralluogo a cura dei militari del reparto operativo, che analizzavano minuziosamente la scena del crimine, ritrovando poco dopo il coltello verosimilmente utilizzato per colpire la vittima. Contestualmente, grazie anche alle immediate testimonianze raccolte dai vicini, iniziavano le ricerche dei due aggressori, anch'essi nigeriani. Arrivavano nel frattempo sul posto rinforzi, ulteriori carabinieri della compagnia di Agrigento, che iniziavano a perlustrare ogni angolo della zona in questione, e così durante le ricerche si riusciva a localizzare uno dei due aggressori, in particolare l'autore dell'accoltellamento. All'interno del suo domicilio, ubicato sempre in pieno centro storico, l'uomo nell'immediatezza è stato trovato dai carabinieri già spogliato dai vestiti indossati poco prima, indumenti che sono stati subito ritrovati durante una perquisizione in casa e che erano ancora intrisi di sangue. A quel punto, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti, sono subito scattate le manette ai polsi del 28enne nigeriano, per il quale, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si sono aperte le porte del carcere Petrusa di Agrigento. Poco dopo anche il secondo cittadino nigeriano, ricercato, un altro ventenne, si è costituito liberamente in caserma ed è stato denunciato a piede libero per concorso in tentato omicidio. Restano ancora da chiarire i moventi della brutale aggressione, nessuna pista esclusa, anche quello della droga.